Buonasera a tutti e ben ritrovati alla primizia. Siamo qui oggi per presentare il nuovo quaderno della rivista Storia Veneta, primo digitale, primo di una nuova serie, e già questo è moltissimo, perché un anno fa io non avevo la certezza che Storia Veneta avrebbe continuato la sua avventura. Storia Veneta è una pubblicazione che è nata in formato cartaceo nel 2009, ha continuato a esistere fino all'anno scorso. Nel gennaio del 2025 ha cessato le pubblicazioni con l'ultimo quaderno cartaceo di Storia Veneta, e poi temevamo tutti che insomma quel viaggio all'insegna del sapere, della riscoperta di tanti aspetti della nostra storia locale si fosse interrotto. Se non che Storia Veneta è rinata in forma digitale, quindi come rivista digitale, con la stessa cadenza, e in più alle uscite regolari affianca come un tempo anche i quaderni di Storia Veneta, che sono delle brevi monografie, degli opuscoli, che non vengono pubblicati con una cadenza, sono delle pubblicazioni che occasionalmente proponiamo. Sono testi che sono troppo lunghi per essere degli articoli e quindi se ne ricavano degli opuscoli. Quest'anno siamo riusciti a proporre questo e sono molto contento. Il primo quaderno della nostra nuova serie digitale può essere scaricato liberamente, perché Storia Veneta non richiede più nessun tipo di abbonamento, è una rivista digitale completamente gratuita. Potete accedere al quaderno, scaricarvelo, e se vi fa piacere ve lo potete anche stampare per leggervelo in forma cartacea. Il titolo di questo quaderno: Pierluigi Mozzetti Monterunici, scritti e monografie di vario genere 1891-1936. Una raccolta di testi di questo importante giornalista e polemista attivo nella nostra regione tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, una raccolta di brevi testi di questo pubblicista a cura del professor Nicola Pezzella di Treviso, che però attualmente risiede in Messico, non ha potuto essere con noi oggi. Comunque, come sempre, lo salutiamo perché lui ci segue dall'altra parte dell'oceano. Pierluigi Mozzetti Monterunici è stato un giornalista, ma dicevamo è stato anche un polemista. Di che genere? Pierluigi Mozzetti Monterunici è stato un autonomista veneto di ferro, era un politico, un agitatore di dibattiti a livello locale che desiderava un Veneto a statuto speciale. Addirittura in un suo scritto aveva chiesto che a Venezia in una certa misura venisse restituito il ruolo di capitale come riferimento regionale, ovviamente non per tutta l'Italia, però è un'istanza sicuramente molto forte. E molte delle proposte, delle polemiche di Pierluigi Mozzetti Monterunici ci appaiono in anticipo sui tempi, nel senso che Mozzetti chiede non soltanto autonomia regionale, ma chiede anche, per esempio, l'insegnamento del veneto nelle scuole venete a fianco all'italiano, per cui un'attenzione anche per le lingue locali. Non è la prima pubblicazione che il professor Nicola Pezzella dedica a questo personaggio, però è la più recente, è il frutto più fresco, più recente di un percorso di studi su questo personaggio che il professor Pezzella sta portando avanti. Riassumere il curriculum di Nicola Pezzella in questa sede sarebbe impossibile, se no dovremmo fare un'altra conferenza. Si è dedicato a molteplici aspetti non soltanto della storia locale, ma anche della storia nazionale, della storia globale. Ha pubblicato testi, saggi su argomenti molto diversi tra di loro, spaziando dalla storia dell'arte al cinema, fino anche appunto a studi di questo tipo sulla sua città, Treviso, perché Pierluigi Mozzetti Monterunici, nato nel
1868 a Venezia era di genitori trevigiani. Lui è stato anche funzionario per il comune di Treviso, anche per il comune di Venezia. Comunque era una figura fortemente presente nel trevigiano. Infatti una delle pubblicazioni che sono uscite ormai diversi anni fa su Pierluigi Mozzetti, Nicola Pezzella l'ha intitolata Un autonomista trevigiano, proprio per sottolineare questo aspetto di legame appunto di Pierluigi Mozzetti con questa città, ed è un aspetto che emerge anche in questa raccolta di scritti. Pierluigi Mozzetti Montelumici muore nel 1940, per cui questa raccolta di scritti copre una buona parte della sua vita, ci dà un assaggio generale su una buona porzione della sua produzione, spaziando su temi differenti. Prima però di addentrarci ancora nella figura di Pierluigi Mozzetti, vorrei fare un altro riferimento al luogo in cui ci troviamo. Innanzitutto bisogna dire che se Storia Veneta oggi vive ancora, lo dobbiamo a un incontro che si è tenuto proprio qui alla Primizia lo scorso anno, eravamo a maggio, quando io sono stato invitato a presentare il Codino. Ero stato invitato dall'avvocato Marco Destro, il quale a margine della presentazione mi aveva chiesto notizie dello stato di salute di Storia Veneta, al che io gli ho confessato: guarda Marco, Storia Veneta ha cessato di esistere. L'editore di Storia Veneta cartacea, Massimo Benetton, che salutiamo, aveva cercato in tutti i modi di passare il testimone. Lui ha chiuso la casa editrice, è andato in pensione, meritatissimo riposo per il lavoro che svolgeva anche di ricerca delle immagini, di reperimento dei documenti. È stato un grandissimo aiuto per tutti gli autori di Storia Veneta. Dicevamo, Massimo Benetton aveva cercato di passare il testimone a un altro editore, a un altro tipografo, addirittura cercando di formare il suo successore, se non che non aveva trovato nessuno, per cui eravamo tutti rassegnati. L'avvocato Marco Destro si è posto a un certo punto come editore per portare avanti l'attività della rivista con il centro studi Toni Destro, per cui ha rilevato la testata e l'ha risuscitata come testata digitale, quindi speriamo insomma più adatta a quelli che sono i nuovi strumenti, i nuovi mezzi di comunicazione, la nuova situazione anche della realtà editoriale. Soffermiamoci su un altro aspetto di quella serata, perché io lì, quella sera, ho presentato il Codino, un libro che affronta la storia, le vicende e ripropone anche degli articoli di un giornale padovano dell'Ottocento, cattolico intransigente. Il papà del Codino, il fondatore del Codino, era il conte Alessio De Besi, nobiluomo padovano, il quale ha un legame importante con Pierluigi Mozzetti Montelumici, poiché Alessio De Besi aveva avuto una figlia e questa figlia aveva sposato niente po' di meno che Pierluigi Mozzetti Montelumici. Alessio De Besi Vitturi aveva sposato Teresa Zaborra, nobildonna padovana, da cui aveva avuto anche Francesca De Besi, la quale andò in sposa proprio a Pierluigi Mozzetti Montelumici, nato nel 1868, morto nel 1940. Nonostante avesse il doppio cognome, Pierluigi Mozzetti non era nobile, va bene, la moglie era nobile, ma lui no. Comunque sia, al termine della presentazione sul Codino si era aperto un dibattito e alcuni tra i presenti si erano soffermati su questo aspetto, diciamo, localistico del Codino. Il Codino è un giornale che portava avanti non soltanto delle istanze cattoliche intransigenti, ma si faceva anche difensore di una dimensione locale contrapposta al nuovo Stato unitario. Nel Codino c'è l'esaltazione della padovanità, del buon contadino veneto cattolico, in contrapposizione al nazionalismo italiano, anticlericale, centralista, opprimente, che impone delle tasse che al buon popolo veneto, al buon contadino padovano, appaiono completamente prive di senso.
Alla luce di questo, che legame ci può essere tra le idee di Alessio De Besi e l'ideologia politica autonomista, regionalista, federalista di Pierluigi Mozzetti Monterumici, potremmo dire suo parente acquisito? Dobbiamo rifletterci perché è un punto importante. Allora, partiamo dal Codino. Il Codino era un giornale cattolico intransigente, attenzione, legittimista in politica, per cui sostenitore del ritorno sul trono di tutti i principi d'Italia che l'avevano perduto a causa del Risorgimento, e non solo, per cui il Codino rivoleva il Borbone a Napoli, rivoleva il Granducato in Toscana, rivoleva soprattutto il potere temporale del Papa in Italia centrale, rivoleva la monarchia legittima in Francia, però c'era anche una prospettiva internazionale del legittimismo che andava oltre una dimensione meramente localistica, e poi c'era anche il forte sostegno alla causa del carlismo durante la prima fase della terza guerra carlista combattuta tra il 1872 e il 1876. Per cui i Codini di Padova erano legittimisti. L'aspetto prevalente per loro era quello religioso. Pierluigi Mozzetti Monterumici è un uomo di un'altra generazione. Per lui non prevale l'aspetto religioso, ma l'aspetto che potremmo definire etnico. Pierluigi Mozzetti Monterumici è sostenitore di un nazionalismo veneto all'interno di un più grande nazionalismo italiano. Non arriva mai a parlare di secessione, però utilizza dei toni molto duri nei confronti dello Stato centrale e anche, dobbiamo ammetterlo, nei confronti di chi occupava incarichi amministrativi nel Veneto, che a lui era sgradito, perché dice: in Veneto abbiamo posti di docente nelle scuole, posti nella pubblica amministrazione in generale che sono affidati ai meridionali, a gente non veneta, e questo a lui dispiaceva. Sono discorsi che Alessio De Besi non avrebbe fatto. Alessio De Besi rivoleva i Borbone in Italia meridionale, non ha mai scritto testi contro i meridionali, aveva una prospettiva, Alessio De Besi sul Codino, come anche Giuseppe Sacchetti, di universalismo cattolico. È la fede l'elemento unificante. Invece Pierluigi Mozzetti Monterumici porta avanti delle istanze etniche che oggi potremmo definire etno-nazionaliste. Ragion per cui non possiamo negare che per molte sue posizioni Pierluigi Mozzetti Monterumici può anche essere visto come una sorta di padre nobile dell'indipendentismo veneto, così come si è sviluppato nella metà degli anni 80 del secolo scorso, degli anni 80 del Novecento. Ma c'è stata una trasmissione di pensiero, un'evoluzione di pensiero effettiva tra Alessio De Besi e Pierluigi Mozzetti Monterumici? Io credo di no, credo che sia un caso questo aspetto, diciamo, regionalistico, localistico, nel senso che Pierluigi Mozzetti, già prima di sposare una figlia di Alessio De Besi, aveva comunque queste idee. Come le ha acquisite? Io credo però che ci sia da dire che una radice comune c'è, cioè Alessio De Besi è un cattolico di ferro. Lui diceva cristiano il mio nome, è cattolico il mio cognome, addirittura. Alessio De Besi era un membro di spicco dell'Opera dei Congressi, che aveva il suo direttivo in Veneto. Si è parlato addirittura di un venetismo dell'Opera dei Congressi, perché la dirigenza era veneta, personaggi più importanti in grande quantità erano veneti. Uno di questi era Alessio De Besi. Pierluigi Mozzetti Monterumici non è mai stato membro dell'Opera dei Congressi, non è mai stato legato all'Opera dei Congressi, ma il suo maestro, il suo insegnante, con cui è rimasto in contatto anche dopo gli studi scolastici, era membro dell'Opera dei Congressi, e questo è un aspetto su cui dovremmo fare luce. Cioè, ancora una volta, l'Opera dei Congressi in Veneto, a mio giudizio, mi sento di fare questa ipotesi, è stato il motore di un sentimento, il fulcro di un certo sentimento localistico, contrapposto anche al centralismo italiano. Questi testi di Pierluigi Mozzetti Monterumici, riscoperti, messi insieme da Nicola Pezzella cronologicamente, dicevamo, parlano degli argomenti più vari. Qui non emerge soltanto l'autonomista, qui salta fuori l'attenzione per la storia dell'arte, l'attenzione per lo stemma della città di Treviso. Pierluigi Mozzetti Monterumici, sì, io l'ho presentato
subito come autonomista per mettere in luce il suo pensiero politico, ma in realtà è stato anche un grande cultore di storia veneta, ha fatto delle ricerche originali, alcune anche molto interessanti. Lui aveva un'associazione culturale, l'aveva fondata lui, che si chiamava la Tarvisium Venetiae, proprio per sottolineare questo legame storico tra la dominante Venezia e la fedelissima Treviso. Se voi vi fate 2 passi a Treviso potete vedere una targa che è stata dedicata proprio dalla Tarvisium Venezia, l'associazione di Pierluigi Mozzetti Montelumici, alla memoria del patrizio veneto Angelo Giustiniano Recanati, il nobiluomo a cui era stato affidato nel 1797, in un momento assolutamente travagliato, il governo della città di Treviso dalla Serenissima. Perché gli viene intitolata questa targa? Per un atto di coraggio, un atto eroico di Angelo Giustiniano Recanati, nel senso che questo patrizio veneto si vede arrivare Napoleone che gli dice: guarda, io ti do poco tempo per sgombrare la città, te ne devi andare. E lui gli dice: io non posso lasciare la città di Treviso senza governo, questo mi è stato detto di fare al mio governo. Al che inizia tutta una discussione, sembra che Napoleone Bonaparte addirittura gli abbia detto: io voglio il sangue, la testa degli inquisitori di Stato. Angelo Giustiniano Recanati dice: sono io l'autorità qui a Treviso, se vuoi il sangue di qualcuno prendi il mio. Al che Napoleone Bonaparte si è calmato, ha detto: va bene, torniamo a ragionare, ho capito che lei è un uomo di onore, io la mando dal suo governo a Venezia a riferirgli il mio ultimatum, ma le garantisco che i suoi beni non saranno toccati. Per cui c'è questa targa a Treviso, andatela a cercare, buttate un occhio, messa da Pierluigi Mozzetti Montelumici, in ricordo di questo gesto di coraggio di questo patrizio, il quale mostra coraggio in difesa della patria, ma in questa targa non è specificato quale patria. Probabilmente Pierluigi Mozzetti Montelumici allude, è chiaro, a una patria veneta che lui in una certa misura contrappone allo Stato italiano, che addirittura in uno di questi articoli lui arriva a definire grande finzione. Sono parole molto pesanti, Comunque, io non voglio aggiungere altri argomenti di analisi perché voglio lasciare la parola a Nicola Pezzella, che ci ha mandato un messaggio e io ho l'onore di leggerlo questa sera. Io ho letto la prefazione, io ho letto la bozza che Nicola Pezzella ha inviato alla rivista, ho scritto una prefazione a questo quaderno, lui mi ha dato la possibilità di mettere questa prefazione in apertura e io gliene sono molto grato perché è una pubblicazione che mi sta molto a cuore, per cui in questo quaderno voi troverete in apertura la mia prefazione, poi un testo introduttivo di Nicola Pezzella che offre un'analisi complessiva e poi cronologicamente gli articoli con il loro titolo, l'anno e la fonte da cui sono stati tratti. Ecco, Nicola Pezzella ci ha anche inviato un suo messaggio che insomma ho il piacere di leggervi. Buonasera a tutti e grazie di cuore per essere intervenuti a questa presentazione. La vostra presenza testimonia un interesse vivo per la storia veneta e per quelle figure che, pur non avendo raggiunto la notorietà nazionale, hanno contribuito in modo significativo alla vita culturale e politica della nostra regione. Questo primo numero digitale dei quaderni di storia veneta, che oggi presentiamo, è dedicato a Pierluigi Mozzetti Montelumici, un intellettuale trevigiano vissuto tra il 1868 e il 1940, la cui figura era caduta in un oblio immeritato. Si trattava di un uomo dalla personalità poliedrica, giornalista, autonomista, cultore di storia veneta, impegnato nella vita pubblica di Treviso, dove fu anche consigliere comunale. Il suo regionalismo non va inteso come un semplice localismo nostalgico, ma come parte di un più ampio progetto di riforma dello Stato italiano, nel quale il decentramento e il riconoscimento delle specificità territoriali avrebbero dovuto costituire strumenti di modernizzazione del Paese. Gli scritti che abbiamo raccolto in questo volume spaziano dal 1891 al 1936 e toccano temi diversissimi, dalla questione del divorzio alle commemorazioni storiche, dalla critica d'arte alla difesa delle tradizioni veneziane, dalle questioni araldiche agli eventi della Grande Guerra. Attraverso questi testi emerge un pensatore profondamente radicato nella tradizione veneta,
ma al contempo aperto alle sollecitazioni della modernità, capace di coniugare la difesa del patrimonio culturale con l'attenzione alle trasformazioni del suo tempo. Particolarmente significativi sono i suoi interventi sulla simbologia veneziana, come la questione dello stemma di Treviso o la commemorazione della resistenza contro la Lega di Cambrai, nei quali Mozzetti Monterumici dimostra come il ricordo della Serenissima non fosse per lui semplice nostalgia del passato, ma piuttosto un modo per affermare un'identità veneta all'interno del nuovo Stato unitario. Colpisce la sua capacità di leggere nella storia elementi di continuità e di identità che potessero orientare le scelte del presente. Questa pubblicazione nasce dal desiderio di restituire alla memoria collettiva una figura che merita di essere conosciuta e studiata non solo per l'intrinseco valore dei suoi scritti, ma anche perché attraverso di lui possiamo comprendere meglio quel mondo di intellettuali provinciali che, pur operando lontani dai grandi centri, hanno svolto un ruolo cruciale nella formazione dell'opinione pubblica e nella costruzione di reti di socialità politica e culturale. Ringrazio la rivista Storia Veneta per aver accolto questo progetto e tutti voi per l'attenzione. Spero che questa raccolta possa essere l'inizio di un rinnovato interesse per queste figure minori che in realtà tanto hanno contribuito a tessere la trama della nostra storia regionale. Per cui una figura del passato che però, al di là del giudizio morale che si può esprimere, credo di aver presentato luci ed ombre di questa figura, seppur in sintesi, può darci delle suggestioni, delle tracce, degli indizi da seguire per cercare di capire anche come la nostra terra, il Veneto, ha assunto i connotati che noi oggi conosciamo. Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi passo la parola se avete delle domande. Ringrazio la rivista Storia Veneta con cui ho il piacere e l'onore di collaborare. Saluto ancora Nicola Pezzella, grazie di cuore e speriamo che sia la prima di altre pubblicazioni, di altri contributi che ci saranno spediti. Quindi invito tutti a collaborare con Storia Veneta, a mandare i vostri articoli, saranno vagliati e poi, se meritevoli, saranno pubblicati, gli daremo la giusta visibilità. Grazie di cuore. Io ho una domanda, mi sto qui? Marco, se te vuoi venire qua, prego. Oh. Così il film si è addormentata la gamba. Allora, volevo questa curiosità, come Pierluigi Mozzetti Monterumici si è approcciato alla prima guerra mondiale. Questo è molto interessante. E dopo come si è approcciato anche al fascismo, perché così, senza conoscere nel dettaglio i testi, ma mi interesserebbe sapere come un indipendentista, autonomista, federalista, si approccia a una guerra che viene fatta soprattutto per umili italiani, certo. E poi come si approccia a una dittatura che voleva uno Stato centrale forte annullando l'autonomia. Certo. Allora, partiamo dalla Grande Guerra. Luigi Mozzetti Monterumici, questo è bene ribadirlo, possiamo definirlo, io mi sento di definirlo un nazionalista veneto all'interno di un grande nazionalismo italiano, per cui lui dall'alveo del nazionalismo italiano non esce mai. In alcuni suoi articoli lui critica l'Austria, in altri utilizza, diciamo, un'immagine di buona amministrazione austriaca che c'era stata nel Veneto per criticare lo Stato centrale. Però davanti alla Grande Guerra la sua posizione è di allineamento allo Stato italiano, cioè una guerra che viene fatta anche per liberare dei territori che erano già stati veneti, per cui questa è l'ottica che dà lui e anche che trasmette la sua associazione anche con la ripubblicazione delle memorie di guerra di un soldato. Prima della Prima Guerra Mondiale c'è l'esperienza della guerra di Libia, che anche quella è stata una prova importante per lo Stato unitario. Nella guerra di Libia lui, per esempio, mette in luce il fatto che dei soldati veneziani, peraltro privi di grande cultura, che faticano a scrivere bene, mescolano veneziano e italiano, chiedono che gli sia spedita una bandiera da Venezia con il leone di San Marco per combattere contro i turchi in Libia, in ricordo delle gesta dei loro antenati, per rinnovare la grandezza del leone marciano.
E Pierluigi Mozzetti Montelumici, commentando questo fatto, l'articolo lo trovate, il testo lo trovate qui nella raccolta, lui si commuove e vede in questa guerra della nuova Italia comunque emergere degli elementi forti di legame con il passato, per cui lui evidentemente è convinto che i nuovi leoni tornino a ruggire, che la consapevolezza dell'appartenenza a questo grande passato non si sia spenta, per cui lui non vede né la guerra di Libia né la prima guerra mondiale come momenti di omologazione, momenti di rimescolamento degli italiani, che poi è una narrazione che è stata creata anche non solo dalla storiografia, ma anche appena finita la guerra si è parlato di una ulteriore nazionalizzazione delle masse, per cui Pierluigi Mozzetti Montelumici da questo punto di vista, diciamo, si pone su un altro modo di ragionare. Però durante la prima guerra mondiale lui è dalla parte dello Stato italiano e non avrebbe potuto essere diversamente, anche perché lui, nonostante critichi lo Stato centrale, è un monarchico sabaudo, per cui lui porta suo figlio ai funerali di Re Umberto, per esempio, questo lo sappiamo, perché ritiene che il bambino, nonostante fosse piccolino, debba assistere a una cerimonia così importante per la storia d'Italia. Il fascismo. Questo è un grande punto di domanda, anche la Grande Guerra in realtà, nel senso che c'è una grande quantità di documenti di Pierluigi Mozzetti Montelumici che dobbiamo localizzare, capire se sono consultabili, ci sarebbe anche questo da dire, anche questo ci aiuterebbe molto a capire. Pierluigi Mozzetti Montelumici davanti al fascismo viene fondamentalmente tollerato fino a un certo punto, utilizza lui stesso dei toni meno polemici, non entra più in contrasto con lo Stato italiano, continua le attività culturali di valorizzazione di aspetti della storia locale, però non sfida più il regime in maniera così aperta e a un certo punto cessa praticamente di scrivere. Secondo Nicola Pezzella, Mozzetti ha continuato a scrivere con degli pseudonimi, perché lui già nella prima monografia che ha dedicato a Pierluigi Mozzetti dice che gli è capitato di trovare nell'ambito della cronaca locale degli articoli firmati con degli pseudonimi particolari in cui ci sono dei tratti localistici che lui attribuisce a Mozzetti e degli attacchi velati al regime. Allora, per presentare Pierluigi Mozzetti come un antifascista mi sembra un grosso azzardo. Quello che possiamo dire è che non era perfettamente allineato con il regime, era tollerato dal regime. Può darsi che ci fosse anche un fascicolo su di lui, bisognerebbe cercare in archivio, a Treviso, a Venezia, chissà, perché lui ha vissuto anche una buona parte della sua vita a Venezia, e poi bisognerebbe continuare a indagare per capire come effettivamente si è posto nei confronti del regime. C'è anche da dire che lui ha avuto un figlio che è stato Camicia Nera, per esempio, e ci sarebbe anche da dire che già prima della presa di potere del fascismo, in diversi articoli Pierluigi Mozzetti aveva criticato il liberalismo, il sistema democratico, non si era mostrato come un sostenitore della democrazia, assolutamente no. Aveva preso anche le distanze dai clericali, che nel comune di Venezia erano abbastanza rappresentati. A un certo punto lui prende le distanze, quindi rimarcando il fatto che comunque lui non si sentiva legato all'opera dei congressi, diciamo che taglia i ponti con il cattolicesimo intransigente veneto. Però comunque è un critico anche della democrazia, un critico del liberalismo, per cui non sappiamo per davvero come possa aver accolto il regime, però io preferisco dire non lo sappiamo ancora, faremo altre ricerche, cercheremo di mettere in luce anche questi aspetti. C'è qualche altra domanda?